Benvenuti, continua il nostro itinerario alla scoperta dei borghi d'Italia. Oggi siamo a Cetraro, in provincia di Cosenza. Il centro storico si trova a 120 metri sul livello del mare e conta circa 11.000 abitanti, ma come sempre iniziamo con il primo cittadino. Cetraro è una città di circa 11.000 abitanti sul Tirreno Cosentino, inserito in un territorio abbastanza esteso, quasi un territorio cileno di 33 comuni per 120.000 abitanti ed è incastonato sul medio Tirreno Cosentino, rappresenta la porta nord della Calabria via mare attraverso il suo porto turistico che da Salerno a Vibo Valentia è il più importante approdo. Di origini antichissime, insomma affonda la sua storia in età remota, per 8 secoli possedimento dell'abbazia di Montecassino, da cui ha ereditato una grande, un sentimento di forte religiosità, tant'è che il suo gonfalone riproduce proprio la mitria di San Benedetto e il suo pastorale. Ed un territorio che vanta numerose contrade, un territorio esteso per circa 65 km², tra i più estesi della Calabria, che protende sul mare, sulla sua scogliera, la scogliera dei Rizzi, che è una località SIC di interesse comunitario, che sta tentando di annoverarsi tra le realtà che affermano un modello che è quello della tutela dell'ambiente, dello sviluppo ecosostenibile. Il centro storico di Cetraro è uno tra i più grandi della Calabria, è abitato tradizionalmente dai nostri pescatori ed è suggestivo per le sue innumerevoli viuzze che sono docili ad ogni illusione sentimentale e pronti ad accogliere il turista e i nostri ospiti con il calore che è proprio delle terre meridionali. Una città che ha un passato pesantissimo e che insomma, si tenta di aggiornare, di custodire, di difendere, di alimentare attraverso le nostre giovani generazioni, attraverso anche i nostri tanti scrittori. Attraverso la storia noi tentiamo di rilanciare il nostro futuro, lo facciamo attraverso anche questa struttura nella quale siamo ospitati, che sarà sede da qui a pochissimo di uno dei musei archeologici e del mare più importanti della Calabria, probabilmente il più importante dopo quello di Reggio Calabria. In ogni zona della città, in ogni spazio della città, in ogni porta della città, in ogni via della città è rappresentato un accadimento, un avvenimento, una storia, una macrostoria, una microstoria, insomma leggende, tante leggende, che fanno di questa città una città interessante, meta turistica importante, anche per il suo calore naturalmente e per la sua ospitalità. La storia di Cetraro è fondamentale la presenza dei benedettini, ma adesso andiamo alla scoperta della chiesa madre dedicata al patrono San Benedetto.
Ci troviamo all'interno della chiesa madre di San Benedetto Abate in Cetraro Paese. Questa chiesa è uno splendido documento del barocco anche in Calabria, anche se il suo primo impianto risale al 1104. Fino al 1350 circa è stato un convento benedettino, perché Cetraro ha avuto la fortuna, unico paese, unico comune in Calabria, ad avere una presenza benedettina per circa 750 anni della sua storia, quindi dal 1086 fino al 1834. Nel 1086 la duchessa Sigelgaita dona il feudo di Cetraro all'abbazia di Montecassino, che la governa da quella data fino al 1834, quasi ininterrottamente, sin dopo addirittura la versione del 1806 emanata dal re Gioacchino Murat, del re di Napoli. E quindi questa chiesa rappresenta un po' il simbolo di questa presenza, una presenza oltremodo importante anche perché ha dato la possibilità a Cetraro di essere governata direttamente dai benedettini, quindi non avere la legge baronale. Questa presenza benedettina di Cetraro poi si può evincere in maniera addirittura più diretta e più plastica nel centro storico. Lì possiamo notare il palazzo cosiddetto del Vicario, che risale al 1091. Palazzo del Vicario appunto perché lì risiedeva il vicario, che aveva potestà sia temporale sia, diciamo così, spirituale sull'intera città di Cetraro. Questa chiesa ha avuto un excursus quasi millenario e all'interno di questo excursus millenario divenne chiesa madre di tutte le altre chiese di Cetraro nel 1500, all'inizio del 1500. Da allora Cetraro recupera, diciamo così, tra virgolette, a sé questa chiesa e la gestisce, la governa attraverso dei chierici regolari, anche se l'abbazia di Montecassino è sempre pronta, diciamo così, ad aiutare e a sostenere le spese poi occorrenti per il restauro di questa chiesa, restauro che è avvenuto in maniera definitiva appunto nella seconda metà del Settecento. Infatti qui vediamo alle mie spalle uno splendido coro ligneo del Settecento. Un organo a Cannes, che è uno degli esempi più belli dell'arte organaria napoletana di fine Settecento. E alcuni dipinti, la maggior parte di questi sono del Basile di fine Settecento. È raro trovare poi una comunità parrocchiale che ha nel suo interno due santuari mariani, uno nel centro storico, il santuario della Madonna del Carmelo, l'altro che si trova a Monte Serra, quindi un monte che sta immediatamente sopra Cetraro e che governa, diciamo così, uno spaccato di costa calabra che è veramente molto bella. È il santuario Maria Santissima della Neve. Per quanto riguarda le attività pastorali di questa, diciamo così, comunità parrocchiale, che è assai, diciamo così, territorialmente diffusa, perché è composta da diverse frazioni, diverse porzioni di comunità, alcune anche molto popolose, ecco, è organizzata attraverso un consiglio pastorale che ha previsto nel suo interno alcuni centri di ascolto, la Caritas e tutte le attività normali poi che accadono in una determinata parrocchia. Ecco, dal punto di vista culturale, perché noi teniamo in alta considerazione, oltre alla catechesi, la liturgia e la carità, che sono poi tre pilastri attraverso i quali in un determinato territorio la Chiesa esercita la sua missione e manifesta il suo mistero, ve n'è appunto un quarto che è quello culturale, tenendo conto anche delle indicazioni del progetto culturale della CEI. E attraverso questa azione culturale noi tendiamo quasi ogni anno a presentare e a recuperare alla memoria storica alcune figure importanti che hanno fatto parte della storia di Cetraro. Non solo, ma abbiamo pubblicato da qualche anno anche
un libro di tutte le chiese di Cetraro che racconta anche attraverso delle immagini la storia delle diverse chiese di Cetraro, che sono circa una trentina, quindi non sono poi così poche, nonostante il comune poi ha poco più di 10.000 abitanti, ma ha molte chiese. E questo significa molto, significa innanzitutto una fede che è rimasta, diciamo così, immutata nei secoli, anzi si è andata sempre di più ampliando nei secoli, e significa appunto che questa fede è stata portata avanti soprattutto dal popolo. Pieno centro storico, un altro dei gioielli di Cetraro è il Museo delle Arti e dei Mestieri. Il Museo delle Arti e dei Mestieri di Cetraro si trova al piano terra di Palazzo del Trono, siamo nel cuore di Cetraro, nel centro storico, e è stato realizzato all'inizio degli anni 90, lì dove un tempo si trovava appunto un vecchio frantoio di proprietà della famiglia del Trono. Di importante ritroviamo ancora oggi una macina in pietra e tufo, una pressa a doppia vite, e un telaio del 1850. La connotazione del posto è inoltre rappresentata dal ceramista cetrarese Salvatore Abate in una appunto rappresentazione che fa riferimento a quella che è l'episodio di San Benedetto, che in pratica apparve ai turchi che nel 1500 più volte assalirono Cetraro, saccheggiandola e devastandola. Le murature rispecchiano quello che era un tempo il centro storico. L'esposizione è frutto della donazione dei vari cetraresi, dei vari artigiani cetraresi, i quali hanno donato appunto al museo vari attrezzi, così come il banchetto intero del calzolaio, così come gli attrezzi del falegname, o anche la cardatrice del materassaio. Fanno parte anche del museo alcune trombe che appartenevano alla banda musicale di Cetraro e tanti altri attrezzi. Relativamente al frantoio si può ancora notare, legato a quella che era la produzione dell'olio, quello che è il pozzo della Sanza. Con l'assessore alla cultura andiamo a conoscere le tradizioni più importanti di Cetraro in provincia di Cosenza. I figuranti in costume rappresentano il corteo medievale della corte di Roberto il Guiscardo e della duchessa Sichelgaita, che nel 1086 dona Cetraro all'abbazia di Montecassino per tramite dell'abate Desiderio Dauferi, che l'anno successivo diventerà papa col nome di Vittore III. Il corteo ogni anno, l'11 di luglio, in occasione delle festività di San Benedetto, sfila per le vie del paese, così come allo stesso modo sfila per le strade principali e per le piazze principali nella prima domenica del mese di agosto di ogni anno, in occasione del torneo dei Rioni, importanti giochi di piazza in cui le 8 contrade, appunto gli otto rioni della città di Cetraro, si affrontano in giochi di piazza, appunto proprio per ricordare la vittoria del popolo cetrarese sui pirati turchi che nel 1500 devastarono più volte la nostra città.
Proprio in quell'occasione, precisamente nel 1573, il popolo di Cetrario riuscì definitivamente a sconfiggere quella che era l'armata più importante dei turchi, che qualche anno prima con il pirata Ariodeno Barbarossa devastò l'intero comprensorio di Cetraro. L'amministrazione comunale riesce a rievocare insieme alla Proloco Civitas Citrari tutti questi appuntamenti culturali, specie nel mese di luglio, proprio in occasione della festività di San Benedetto, e nel mese di agosto. Lo fa attraverso la settimana della cultura benedettina, in cui si tengono numerosi convegni e dibattiti, oltre che numerosi concerti che ricordano quella che fu l'influenza dei monaci di San Benedetto su questa enclave benedettina di Cetraro, e lo fa anche attraverso altri appuntamenti culturali. Appuntamenti che ricordano il periodo più importante della civiltà cetrarese, quel XVI secolo, in cui fiorirono anche importanti personalità della storia e della cultura di Cetraro. Tra queste spicca senz'altro per santità e grandezza d'animo la figura dell'eremita cetrarese frate Albenzio de' Rossi dal Cetraro, che si distinse proprio nella Roma dei grandi papi del Rinascimento, quando portò da Gerusalemme a Roma l'icona di Santa Maria delle Grazie. Lì fondò la chiesa di Santa Maria delle Grazie e l'ospedale dei pellegrini, che diede sollievo a poveri e malati. Quest'anno, proprio nella ricorrenza di quell'evento, e precisamente quasi dopo 400 anni della sua venuta, prima venuta di questa importante icona a Cetraro, la città di Cetraro, insieme all'istituzione di Roma, della capitale, ha ricordato con la venuta della Sacra Icona da Roma proprio quello straordinario gesto di solidarietà del frate eremita cetrarese che si prodigò per dare sollievo ai sofferenti. Le manifestazioni culturali, che trovano spesso definizione nel periodo estivo, spaziano dai concerti al teatro, ma il principale appuntamento culturale è quello del Festival del Jazz, il Peperoncino Jazz Festival, che si tiene proprio nel giardino di questo palazzo nell'ultima settimana di agosto. Tutti gli altri appuntamenti culturali si possono naturalmente trovare sul sito del Comune di Cetraro. Sono tante le primizie della terra a Cetraro, ma adesso andiamo alla scoperta delle tipicità e della gastronomia. Siamo dal ristorante La Contrada di San Filippo, è una contrada più grande di Cetraro, in provincia di Cosenza. Un ristorante che è nato circa un 6-7 mesi fa, dove abbiamo voluto esprimere tutto il massimo delle vecchie delizie e tradizioni di questo luogo, di questo paese. Infatti abbiamo preparato dei piatti tipici, per esempio i famosi salumi tipici nostri cetraresi, dagli antipasti tipo le polpettine di melanzane, le baccalà fritte con dei peperoni secchi, le famose crespelle fatte con patate e farina e lievito di birra semplicissimi in olio d'oliva. Poi abbiamo un piatto molto particolare, questo che diciamo che si è perso nelle tradizioni, e noi stiamo cercando di nuovo di metterlo di nuovo sui menù di questo locale. Sarebbe la costata di maiale messa sotto sale nei vasetti di terracotta e poi fatti in umido con le patate. I famosissimi fusilli nostri alla calabrese con le briciole di maiale, le tagliatelle con i funghi porcini. Poi come secondi piatti, carne nostre di volatili della zona, in cui il pollo al forno, il vitello con le patate al forno, come si suol dire nell'arte culinaria, cioè l'assado, che si parla sempre.
salsicce e funghi anche misto al pesce con porcini, eccetera. Agnello, lombata di agnello, eccetera. Questi sono i piatti principali che noi lavoriamo in questo locale. Oltre quindi a questi piatti cioè di antipasto, primi, secondi, contorni, eccetera, possiamo vedere queste tradizioni, le crocette di fichi, i funghi, l'uva e altre specie di frutta che sono in questa zona. Ci divulghiamo un attimino anche nella panificazione di questo locale, quindi facciamo il pane casereccio fatto in casa, dal pane normale alle freselle, eccetera, tutto ciò che riguarda la panificazione. Una tenozza, che si salano i pesci, si sale la rosa marina e la legge. E io vi invito a venire a Cetraro, perché Cetraro è un paese dei pesci, a dove si mangia bene, si mangiano petticelli di melanciane, a dove si mangiano vainelle seccate. E io vi invito a venire a Cetraro. Cetraro! I borghi d'Italia vanno gustati non solo con gli occhi ma anche e soprattutto con il cuore. Per rivedere tutte le puntate potete consultare il nostro sito, ma adesso lasciatevi accompagnare dagli altri programmi di TV 2000. Ciao!